Nuovo sito di Borrauto, concessionaria Renault e Dacia per il territorio di Conegliano, e abbiamo pensato a un'inaugurazione un po' diversa che è partita nella mattinata di oggi con una conferenza stampa. Questa sera ci sarà una festa dedicata ai clienti e poi domani ci sarà un'apertura, un B-party aperto, un opening aperto a tutti coloro che vorranno venirci a visitare, anche perché domani il sole sarà dalla nostra parte e quindi tutti i nostri visitatori potranno ammirare un'opera d'arte che verrà fatta nella giornata di domani, e ci sarà una composizione di 21 tavole, quasi 25 metri quadrati di opera d'arte sul tema della mobilità e della sostenibilità. Noi crediamo molto nell'essere vicini e integrati nel territorio e ne è esempio proprio queste giornate di inaugurazione, perché vogliamo essere compartecipi dei nostri clienti e delle realtà. Per esempio l'opera d'arte che abbiamo costruito, che verrà realizzata nelle giornate di inaugurazione, successivamente verrà venduta all'asta e il ricavato andrà alla nostra famiglia di Conegliano, che è appunto una realtà storica che aiuta le persone disabili. E noi cerchiamo anche, per esempio, attraverso i Bambini delle Fate, supportiamo Caleido, che è un'associazione che aiuta le famiglie che hanno ragazzi autistici. Abbiamo voluto creare un museo d'impresa aperto gratuitamente a tutti, a chi lo vuole visitare. L'idea ci è venuta fondamentalmente dal cuore, perché dal cuore, dalla nostra affezione, dal nostro legame profondo che abbiamo con il marchio. Volevamo mettere a terra qualcosa che fosse a disposizione delle persone, quindi racconta la storia di Renault, di un brand, di un marchio importante che ha quasi 130 anni di storia. Ci sono dei testi da visionare, delle immagini, ma la cosa particolare di questo museo è che si può fare un'esperienza nella realtà aumentata. Con dei visori si può passeggiare attorno a 9 modelli virtuali che abbiamo scelto come iconici per il nostro marchio. E ribadisco, è aperto a tutti, il sabato sarà aperto per chi lo vorrà visitare gratuitamente e liberamente. Ci auguriamo di resistere, di essere sul mercato, data l'evoluzione, no? Di questo mercato fortemente dinamico, di essere qui ancora per i prossimi 50 anni. Assolutamente positiva questa nuova apertura di Borrauto, tra l'altro una famiglia che ha una grandissima esperienza nel settore dell'automobile, e li ringraziamo anche per l'attenzione che hanno avuto al territorio, per cui l'attenzione alla scuola enologica, che è un vanto per la città di Conegliano, un'attenzione per la nostra famiglia, che è un'altra eccellenza. Devo dire che è veramente una famiglia che fa bene al nostro territorio, una famiglia che fa crescere nuove generazioni. D'altronde la generazione che guida adesso è la generazione che arriva dai genitori che hanno aperto la concessionaria, niente di meglio in questo momento per la città di Conegliano. Ci sono tante aperture nuove, sicuramente soffre il commercio da un lato, ma ci sono tante attività che stanno andando bene, e questa è la dimostrazione di come il nostro sia un territorio sano, un territorio ricco, un territorio con grande fermento.